Isole ecologiche rinnovate grazie ai fondi provenienti dal PNRR. Grazie a un finanziamento di circa 1 milione di euro si provvederà a realizzare 7 piazzole ecologiche interrate, le prime di questo tipo a Feltre in zone del centro città, e a sostituire le calotte di conferimento delle campane del secco, attualmente aperte con la chiavetta, che sarà così integralmente sostituita dalla tessera magnetica già in uso per tutte le altre campane. Era un'opera manutentiva necessaria e quindi grazie ai fondi di resilienza eviterà di dover essere spalmata in tariffa e quindi un risparmio per i cittadini. Il tutto avverrà in tempi tutto sommato brevi. I fondi PNRR lo impongono e per quanto progettato non ci dovrebbero essere difficoltà nel rispettarli. Per quanto riguarda le interrate, verranno realizzate sicuramente nel corso dell'anno, hanno un aumento di volumetria, quindi ciò permetterà di contenere più rifiuti ed inoltre i cassonetti che recupereremo potranno essere utilizzati per implementare altre isole ecologiche deficitarie. Per quanto riguarda invece la sostituzione delle calotte, i tempi sono più brevi, quindi crediamo in primavera, massimo inizio estate, di completare l'opera.